La seconda sagra della Froce e della Cannellata torna ad Alessandria della Rocca dall'8 al 10 maggio, un weekend imperdibile tra sapori contadini e tradizione dolciaria siciliana nel cuore dei Monti Sicani, con degustazioni, intrattenimenti musicali, valorizzazione dei prodotti tipici locali, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Mangione per rilanciare l'economia e il turismo locale. Le specialità protagoniste sono la frocia, una gustosa frittata rustica tipica arricchita con ingredienti freschi come fave, piselli, ricotta fresca, uova, asparagi selvatici aromatizzata con la ripitella, una mentuccia selvatica, e la cannellata, un dolce tradizionale alessandrino a base di mandorle macinate e zucchero. La sagra offre anche un percorso tra dolce e salato con degustazioni, spettacoli selari, animazione nel centro storico cittadino. L'evento celebra la cultura agricola locale in collaborazione con i Borghi dei Tesori, offrendo un'occasione unica per scoprire il comune di Alessandria della Rocca. La sagra si apre ufficialmente venerdì 8 maggio e prosegue fino a domenica 10 maggio. Momenti chiavi sono quelli dell'inaugurazione con il taglio del nastro venerdì 8 alle ore 19 in via Roma, accompagnato dalla banda musicale locale Bellini. Gli stand gastronomici aprono ogni sera dalle 19 circa, offrendo non solo froce incannellata, ma anche pasta, formaggi tipici e prodotti dei Monti Sicani. Venerdì sera, tra i vari appuntamenti, è previsto il concerto della Banda 104 in piazza Cavour. Nel weekend in programma sfilate di carri tradizionali siciliani, sbandieratori e raduni di auto d'epoca. Tra gli appuntamenti del sabato, lo show cooking a cura dell'Istituto a indirizzo enogastronomico Pirandello di Bivona e alle 22 il party Noce de Fuego. La domenica, tra i vari eventi, un interessante convegno sulla prevenzione oncologica, alimentazione, dalla scienza alla cucina, a cura della locale Proloco, quindi la sfilata della fanfara nazionale dei bersaglieri. L'evento coincide con il Festival Borghi dei Tesori, che si terrà dal 9 al 10 maggio, permettendo ai visitatori di abbinare il cibo a un tour culturale del centro storico. Questa seconda edizione dell'evento promette di bissare il successo dello scorso anno, celebrando i sapori autentici dell'entroterra agrigentino.